Giorgio Novello, 59 anni, top manager di un'azienda aerospaziale, vive a Roma, è di origini padovane e sabato, dopo pranzo, lui e Pietro Casetta, amico d'infanzia, prendono il caffè in un bar del centro storico. Mentre stanno uscendo, lui si muove a bordo di un piccolo scooter elettrico perché, colpito da sclerosi multipla, gli accade un fatto incredibile. Comincia ad essere insultato da uno degli avventori del bar. E a questo punto sinceramente non capivo cosa stesse avvenendo in un primo momento. Dopodiché ho visto che gli insulti continuavano, abbiamo lasciato il locale, abbiamo fatto una ventina di metri, 30 metri per la strada e il personaggio ci ha seguito, ci ha raggiunto, cosa peraltro molto facile, e ha letteralmente preso per il collo questo mio amico. A questo punto io ho lasciato perdere l'aplomb che queste situazioni esige e naturalmente fisicamente l'ho allontanato, ma fisicamente, ma senza usare violenza, non fa proprio parte del mio carattere. L'ho semplicemente allontanato e l'ho pregato di andarsene. Degli insulti cosa si può dire? Mongoletto, è ora di finirla che queste biciclette entrino in questi locali e altre amenità di questo. Il solito odio, dai, che invece via Facebook o via social o via quel che volete voi, cioè, è stato manifestato in maniera diretta e anche direi con un'estrema violenza non solo verbale. Poca anche la solidarietà, denuncia il testimone, molto silenzio da parte di chi ha assistito alla scena. Ha deciso di denunciare naturalmente l'avvenuto. Credo, allora, riguardo il locale, vabbè, non è certo una denuncia contro ignoti, perché si sa perfettamente quale sia il locale, e chiaramente denuncia contro ignoti alla persona che invece lo ha aggredito. E poi non so se nel frattempo sia stato identificato e quindi si stia procedendo. Intanto Casetta ha scritto al sindaco Giordani chiedendo di condannare il gesto in difesa dell'intera città. La segreteria del sindaco mi ha già informato, mi ha chiesto i contatti con il dottor Novello, col mio amico Giorgio, proprio perché il sindaco personalmente credo gli voglia parlare.